Mancano esattamente 11 giorni al 15 gennaio, data fissata per il processo che vede sul banco degli imputati del Tribunale di Tangeri in Marocco Francesco Canevaro, il 28enne bassanese arrestato il 21 dicembre scorso per possesso di droga. Quel che si sapeva è che da Barcellona, città che lo aveva visto con un impegno lavorativo come grafico, si era recato in auto a Tangeri via Gibilterra. La madre lo aveva sentito il giorno 21 dicembre per poi non saperne più nulla, visto il cellulare spento e il fatto che Francesco non fosse rientrato come stabilito. Le autorità italiane, scattato l'allarme dato dai genitori, lo avevano appunto rintracciato a Tangeri, dietro le sbarre, per questioni di droga. Di oggi la ricostruzione dei fatti che vede il ragazzo transitare per Genova Porto ancora il 5 dicembre ed imbarcarsi a bordo della nave Excelsior della GNV, destinazione Tangeri, con biglietto di ritorno il 21 dicembre sera e l'arrivo previsto per il 23 mattina. Ma di fatto il ragazzo, proprio il 21 dicembre, è stato arrestato con tutta probabilità al check-in dell'imbarco. Si attendono adesso sviluppi con il fiato sospeso per il 15 gennaio. Francesco Canevaro rischia fino a 15 anni di reclusione.